Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Bene, come potete ben vedere ci troviamo nuovamente nella nostra grande isola, ci troviamo precisamente nel 1928. Tra qualche mese appunto i nostri grandi alleati, gli Stati Uniti, vivranno un periodo di grande crisi economica, la famosa crisi del 29, il giovedì nero, le azioni e tutto il resto. Quindi cerchiamo di puntare molto sulle nostre forze, sui nostri guadagni, per riuscire quindi a sostenere la nostra situazione economica e anche la nostra situazione cittadina, quindi la nostra situazione sociale. Notiamo che l'indicatore della felicità è leggermente sotto la norma. Prima eravamo sempre sul 60% e adesso sicuramente abbiamo diminuito il nostro flusso regolare di felicità. Questo perché, ragazzi, i nostri cittadini sono infelici per quanto riguarda l'intrattenimento e soprattutto per quanto riguarda le abitazioni. Io cercherò di potenziare la sezione delle abitazioni in maniera molto decisa in questa prima parte del gameplay. Allora, innanzitutto cerchiamo di riformare la nostra sezione urbana. Allora, questa strada è inutile, vediamo di eliminarla e di andare a posizionare proprio da queste parti delle nuove residenze per incrementare quindi la nostra felicità per quanto riguarda quest'ambito. Allora, visto che da queste parti ci sono i lavori appunto più interessanti, come per esempio le forze armate, da questa parte ritroviamo anche nuove piantagioni, la centrale elettrica, io direi di posizionare per esempio delle nuove case popolari, eccole qua, da questa parte, proprio vicino alla nostra sezione del presidente. Ok, una da questa parte e anche delle piccole case proprio di fronte alla nostra residenza principale. Benissimo, le case, ragazzi, costano leggermente di meno perché proprio prima di far partire il video ho emanato l'editto sviluppo urbano. Date un'occhiata, riduce del 50% il costo di tutte le abitazioni in modo tale da modificare l'aspetto urbano della nostra città. Da questa parte potete notare che ci sono diverse gru appunto in piedi, proprio perché ho intenzione di creare una sorta di centro residenziale da questa parte. Nuove case di campagna, nuove case urbane, eccole qua, intermedie, e delle case popolari, perché mi avete fatto notare che il vecchio complesso che c'era da questa parte era inutilizzabile perché non vi erano grandi lavori da queste parti e quindi i cittadini preferivano delle case molto più vicine ai loro lavori, in questo caso le baracche. Allora, questo centro l'ho sempre lasciato in queste condizioni perché intanto da questa parte collocherò delle nuove, come dire, aziende, magari delle nuove aziende agricole. E sicuramente cercherò di riformare un attimino qui l'aspetto territoriale nel momento in cui la miniera di ferro verrà eliminata, perché rimangono solo 3000 unità di ferro. Allora, innanzitutto dobbiamo fare una cosa. Io appena vedrò le nuove unità di carbone arrivare, quindi quando la centrale elettrica funzionerà a pieno regime, posizionerò il conservificio per sfruttare caffè, ananas, ragazzi, e sicuramente il pesce per renderlo cibo in scatola ed esportarlo ai nostri grandi americani. Beh, ragazzi, allora, dopo questa prima sezione del nostro gameplay, dove abbiamo sicuramente annunciato le nostre prime strategie, ho fatto partire immediatamente il timer perché dobbiamo stare molto attenti al tempo. Allora, abbiamo pochi fondi, abbiamo una felicità che stenta quindi a crescere e quindi dobbiamo riservare tutto il nostro tempo per pensare. Allora, innanzitutto adesso ho fatto partire il timer proprio per sfruttare queste nuove costruzioni. Cerchiamo anche di posizionare dei nuovi uffici dei lavoratori, ecco, dei nuovi uffici per i camionisti. Questi uffici verranno costruiti, ragazzi, nel più breve tempo possibile, perché ci devono aiutare ad esportare nel più breve tempo appunto possibile le nostre merci. Quindi priorità di costruzione alto, benissimo. Ho utilizzato la nuova sezione del ranch, ricordate quella vecchia missioncina, attenzione, un bel pozzo di petrolio, e quindi siamo riusciti a ottenere anche diversi privilegi. Allora, qui abbiamo delle ottime piantagioni che cercheremo sempre di sfruttare. Qui in alto andrò a posizionare delle case di campagna, ragazzi, per i nostri cittadini che lavorano qui in alto e che vogliono una residenza molto più vicina al centro città. Quindi più che altro, ragazzi, una residenza molto più vicina alla loro sede di lavoro. Eccole qua, 6 nuove residenze per i nostri grandi cittadini. Queste le costruiamo rapidamente perché sono meno costose del solito. Perfetto, in modo tale da dare una residenza abbastanza vicina ai nostri grandi lavoratori. Allora, infatti, piantagioni di ananas, qui addirittura una bella miniera d'oro, altra piantagione di cacao. Abbiamo una varietà davvero enorme di cibo. Per quanto riguarda la centrale ancora non inizia a lavorare, però a breve, ragazzi, sentiremo l'acquisto del nostro carbone. Allora, al più presto collocherò una nuova università, sempre in questa sezione a destra, per riuscire a riempire questa zona. Bene, la felicità sta diminuendo ancora rapidamente. Qui stiamo per scoprire la zona. Perfetto, chiamiamo un nuovo plotone. Eccolo qua, esploriamo questa nuova parte. Purtroppo, ragazzi, credo che sia un bug. Vedete appunto in alto a sinistra questa specie di quadratino, più che quadrato una specie di rettangolo. Bene, appunto è un po' che lo vedo qui, ma appunto non se ne vuole andare via. Probabilmente sarà un bug, ma speriamo che se ne vada, non lo so, perché sarà una specie di obiettivo. Attenzione, una missione, vediamo. Ragni tropicali giganti, presidente.
Siamo nel mezzo di una crisi. Dobbiamo agire in fretta. Ovviamente sempre i tedeschi si presentano alla nostra destra, qua appunto attenzione, all'orizzonte, per tentare appunto un'invasione e una nuova rivolta. Una nuova rivolta, alcune persone stanno protestando contro Tropico, possiamo trattare però. Presidente, come sai è solo la tua tenacia a tenere in vita Tropico. Senza di te l'intera isola cadrebbe a pezzi. Infatti, e sarebbe persa por sempre. allora sì, possiamo emanare l'editto di esercitazioni militari in modo tale da avere ottime opportunità di successo all'interno di quest'ambito. Allora, vediamo un pochettino, deve essere... appena arriveranno i nuovi soldi. Allora, sicuramente avete visto ragazzi che la rivolta è stata appena adesso eliminata tramite la trattazione, perché sicuramente stavano protestando per un edificio circostante. Un'altra missione. Il mondo è in guerra. Io non sono un esperto, ma forse è ora di potenziare l'esercito. Non si sa mai Hai cosa ragione. potrebbe accadere. Però per adesso ci stiamo lanciando verso l'ambito, come dire, urbano. Delle nuove case da questa parte, dei ranch, qui addirittura le nuove case popolari, perfetto. La casa di campagna. Io direi di potenziare ragazzi anche la sezione dell'intrattenimento. Un cabaret fornisce intrattenimento ai cittadini ricchi e ai turisti nelle vicinanze, quindi potrebbe essere molto utile. I bambini sicuramente non lo possono visitare, però davvero potrebbe anche aiutarci a migliorare la sezione dell'intrattenimento, proprio davanti alla casa del nostro presidente. Benissimo, allora priorità alta. Va bene, abbiamo 713 cittadini. Le nuove case popolari ragazzi già piene, 11 persone, 11 persone, 6 persone, perché è stata ultimata da poco. E altre case popolari, residenze, eccole qua. Magari, anzi più che case popolari, case normali, perché le case popolari perdono efficacia con il tempo. Quindi altre 3 case qui, 2 da questa parte. I nostri lavoratori sono pronti. Ok, attenzione, qui giusto la nostra nuova sezione di esplorazione. Perfetto, la centrale sta funzionando, ancora niente. A breve... ecco, abbiamo comprato finalmente il carbone. Allora, qui stiamo raccogliendo tutto quello che possiamo. Potete vedere ragazzi già come le famiglie dei lavoratori circostanti iniziano a presentarsi. Era una cosa che non sapevo, perché nel vecchio Tropico non esisteva questa modalità, diciamo, di mettere le case molto più vicine ai lavori. Mentre così, adesso che lo sappiamo, anche in una nuova partita magari che faremo, me lo ricorderò, perché quest'isola ragazzi è stata un'isola, come dire, un po' di prova. Potete vedere le case sono sistemate in maniera molto disomogenea, non vi è un vero e proprio centro cittadino, un centro industriale, agricolo. Sicuramente era una mappa iniziale per capire come funzionava il gioco, ma ovviamente col tempo, se volete, vi presenterò anche un'altra partita con magari una forma di governo differente, dove presenterò sicuramente un lavoro migliore fatto e sicuramente ottenuto dall'esperienza di questa partita. Intanto, ok, questa sezione è ormai ultimata, abbiamo degli ottimi soldi. Esercitazioni militari, dimenticavo. Eccole qua. Perfetto. Le squadre saranno sicuramente migliori per i prossimi anni. Allora, vediamo un po' cosa succede. Stoccaggio merci. Addirittura siamo pieni di merci. Infatti ragazzi ho potenziato la sezione dei trasportatori proprio per questo. Un'altra sezione dei camionisti qua vicino. Nuove case appunto la nostra centrale è finalmente pronta. Dobbiamo purtroppo velocizzare il processo per investire immediatamente i soldi nella nostra nuova sezione di esportazione di materie in scatola. Quindi velocizziamo. I nuovi soldi che arriveranno con Alice e con Guinevere dovranno essere immediatamente investiti ragazzi, altrimenti finiremo in rosso. Allora la nostra squadra sta ritornando. Attenzione, il nostro petrolio. Speriamo di arrivarci. Attenzione, eccoci qua, stiamo esportando qualcosa. Avanti ragazzi miei, arrivano. Anzi più che altro stiamo importando. Questo è il carbone. Speriamo. Il nostro cabaret tropicano offre divertimento, passione, balli, allegria e donne scarsamente vestite. Certo. In pratica è un piccolo Jolly Roger per i tipi più cittadini. La nostra solita radio continua a commentare le nostre scelte. Speriamo di essere arrivati in tempo. Industria, ancora no, manca un pochettino. Ecco che appunto, ecco, probabilmente ci siamo. Niente, ancora no, non possiamo entrare in debito. Meno male che arriva l'altra nostra imbarcazione. Qui addirittura ci sono tantissimi profitti da carne, bauxite, cacao, oro e altro. Quindi attenzione, ecco ragazzi che arrivano i nostri soldi per l'investimento del nostro conservificio. Ed ecco che arriva probabilmente molto vicino alla nostra vecchia miniera. Eccola qua, potete vedere che la miniera non esiste più, proprio perché è stata eliminata, non essendoci più materia prima. Allora, il nostro conservificio lo posizioneremo ragazzi vicino a questa sezione. Quindi eccolo qua, pronto, immediatamente. E distruggeremo queste vecchie strade, perché dobbiamo renderle molto più gradevoli. Allora, e cerchiamo di risparmiare anche spazio. Ok, allora prendiamo la nostra nuova sezione delle strade. Vediamo un po'. Allora, dobbiamo sicuramente guadagnare dei nuovi soldi. Perfetto, allora le nuove case stanno per essere ultimate. Potete vedere 3
famiglie già presenti, 2 famiglie già subito appunto pronte ad abitare. Allora, vediamo come va la sezione dell'almanacco. Vediamo un po', popolazione. I senza tetto stanno diminuendo drasticamente. Date un'occhiata. Nel giro di 2 anni, guardate un pochettino come sono arrivati verso il basso. È una cosa che non sapevo, ragazzi. Finalmente adesso sono riuscito a comprenderla, grazie a qualche ragazzone che mi ha fatto un bel commento, davvero molto astuto, e che appunto ha rivoluzionato l'intera vita su Tropico, perché le prossime partite, ragazzi, saranno orientate su un'altra conformazione. Allora, vediamo se abbiamo delle nuove opzioni a livello commerciale. Il latte, ananas, vediamo un po', carbone, importazioni, ferro, beni industriali, acciaio, merci in scatola, eccola qua, questa addirittura la nostra nuova esportazione, beni di lusso, quindi ancora niente. Dell'ananas, potrebbe esserci utile, ma per adesso continuiamo con il latte. Va bene, vediamo un pochettino. A breve ci saranno le elezioni, ragazzi, quindi attenzione. Perfetto. Qui come sta andando? Il cabaret è pronto, credo. Vediamo un pochettino. Hanno addirittura 60 visitatori su 60, quindi potete vedere la popolazione come ha davvero sete di divertimento e intrattenimento. Allora, continuiamo a procedere. Il conservificio dov'è? Lo stiamo ultimando, ragazzi. Abbiamo dei soldi per le strade. Eccoci qua. Prossima partita, ragazzi, incentrata sul regime totalitario del nostro presidente. Ok. Vediamo un po'. Vediamo di rendere gradevole anche questa sezione. Perfetto. Allora, molto bene. Qui collocheremo una stazione di polizia. Però intanto il conservificio è pronto. Io direi di posizionare anche, con i prossimi soldi, una nuova sezione da questa parte universitaria. Eccola qui. Intanto, perché sicuramente ci servono anche delle cliniche e degli ospedali per rendere ovviamente i nostri cittadini sempre più forti e più giovani per i prossimi anni. Allora, vediamo il 59%. Intanto arrivano. Ah, dimenticavo, dobbiamo posizionare immediatamente una nuova missione cattolica vicino a queste nuove case per sfruttare la nostra grande scelta del nostro stato cattolico. Allora, vediamo di posizionare anche una clinica da queste parti. Eccola qua, proprio vicino alla nostra nuova fattoria. Bene. E inviteremo anche dei lavoratori stranieri. Con questi soldi posizioneremo proprio da questa parte un'altra sezione di case. Eccola qui, un'altra casa normale. Eccola. Benissimo. Procediamo. Purtroppo la felicità sta continuando a diminuire, perché potete notare nella sezione che l'intrattenimento sta salendo, potete vedere. Però purtroppo ancora con le abitazioni non ci siamo. Per la religione adesso la miglioreremo drasticamente. Attenzione, intanto abbiamo i nostri soldati pronti. Eccoli qua, aggiungiamo un responsabile, magari un supervisore. L'efficacia aumenta in modo tale da essere più competitivi. Vediamo un po'. Allora, come sta funzionando? La centrale ci conferisce energia. Ah, nuovi soldi. Allora, io sposterei una bella stazione, posizionerei una bella stazione da questa parte per sfruttare immediatamente l'energia verso il nostro conservificio. Ecco, aspettavo i nuovi soldi. Eccola pronta. Attenzione, l'energia arriva magicamente. Benissimo. Con questi nuovi soldi, allora, la chiesa la costruiamo rapidamente e posizioniamo anche delle nuove case. Ok, scusate un pochettino, ragazzi. Eccole qua. Altre nuove abitazioni per i nostri cittadini. Una strada che faccia la barba a queste abitazioni. Così. No, maledizione. Un pochettino. Eccoci. Avanti, perfetto. Allora, in modo tale da sfruttare questa nostra potenzialità. Queste case verranno... Ah, attenzione, ancora l'elettrificazione non è possibile perché non siamo connessi ancora alle reti elettriche. Da queste parti una bella taverna. Efficacia, ottimo. Vediamo di ultimarla immediatamente. Un ristorante qui. Vediamo un po'. Perfetto. Aumenta il budget del 5%, il denaro rubato viene trasferito sul conto svizzero. No, perfetto, si può andare abbastanza bene. La felicità potete vedere che sta aumentando. Allora, come va qui il nostro grande conservificio? Aumentiamo la paga per renderlo... Ah, altro carbone, qui stiamo sbuffando alla grande. Allora, l'energia arriva fino a questa zona. Potete vedere che ancora non siamo coperti, però stiamo risolvendo i nostri problemi, ragazzi, appunto piano piano. Potete vedere che tutte queste case appunto sono vuote perché i lavori non sono tanti da queste parti. Eccole qua, sono semplicemente appunto senza alcuna persona appunto all'interno. Alcune sicuramente sono piene, come queste qua sotto, perché esistono appunto i moli da queste parti, a quanto ho capito. Le ville però stranamente sono completamente piene. Allora,
io direi al più presto di posizionare anche dei nuovi lavori, come per esempio un bel casinò per la nostra popolazione. Vediamo se possiamo posizionarlo vicino a un centro urbano. Qua mi pare che siamo ancora connessione assente dalle reti elettriche, però magari lo possiamo posizionare. Vediamo un pochettino. Ecco, potete vedere che fornisce intrattenimento a coloro che vivono nelle vicinanze. Magari possiamo posizionarlo nel momento in cui avremo una situazione elettrica migliore. Allora, avanziamo con la nostra velocità di movimento. Eccoci. Addirittura è quasi piena. Potete vedere i visitatori sono quasi al massimo. Ok, delle nuove case quasi pronte. Intanto vediamo se possiamo andare con nuove case di campagna anche in questa sezione. 1 e 2. Perfetto. Vediamo un pochettino qua in alto. Allora, altre case di campagna pronte. Perfetto, vediamo di continuare. Bene, allora ragazzi, allora eccoci nuovamente all'interno della nostra partita. Sicuramente potete vedere le nostre nuove elezioni, 62% contro 38%. Ho trasferito un po' di elettricità a queste case in modo tale da renderle molto più gradevoli a livello appunto di abitazione e di abitabilità. Intanto abbiamo $17.000 pronti in tasca da spendere. Allora, io direi di utilizzare immediatamente i nostri soldi per costruire una bella università. Magari appunto nella sezione dove abbiamo detto, proprio da questa parte. Dobbiamo impostare anche la qualità di costruzione a livello elevato. Intanto ho anche condotto un'ottima stradina attraverso il bosco qui in basso per sfruttare anche questo giacimento minerario che abbiamo qua da questa parte. Allora, vediamo come va l'almanacco. Attenzione ragazzi. Allora, abitazioni stanno aumentando, la sanità anche, l'intrattenimento è la cosa che sicuramente ci fa perdere tanto, ma sicuramente anche la religione. Allora, con queste nuove case la missione cattolica è al massimo, potete vedere, della capacità. Quindi con i nuovi soldi che arriveranno a breve, intanto vediamo se ci sono delle merci scatola qui ragazzi. Allora, assi, carbone, vediamo un pochettino. Le merci scatola ancora mi sa che non ci sono, che non sono disponibili. Vediamo un po'. Da questa parte ci sono davvero container pieni. Dobbiamo immediatamente trasferire tutta questa merce. Ci servono nuovamente nuovi camionisti ragazzi. Maledizione, la crisi dei camionisti, addirittura siamo vicini al 33 quando Hitler salirà al potere ragazzi. Quindi attenzione che siamo molto vicini al conflitto mondiale. Allora, vediamo un pochettino avanti. Ecco le nostre nuove imbarcazioni che attraccano. Ecco che arrivano dei soldi nuovissimi per i nostri grandi camionisti. Eccoli qua, un nuovo ufficio immediato. Perfetto, vediamo di costruirlo rapidamente e sfruttiamo questi nuovi soldi appunto per velocizzare questo processo. Intanto da questa parte cosa stavamo facendo? Dovevamo posizionare la nostra nuova chiesa. Eccola qua, una chiesa vera e propria, non una missione cattolica, quindi qualcosa sicuramente di più adatto ai nostri cittadini che sicuramente hanno un credo, un sentimentalismo molto elevato. Eccoli qua, ecco che la nostra chiesa appunto sta per essere posizionata. Eccola qua, la nostra grande gru lavora alla grande. Perfetto. Vediamo adesso quello che possiamo fare. Abbiamo l'occasione di influenzare l'esito delle prossime elezioni, Presidente. La procedura non è considerata molto legale, ma ti garantisco che nessuno verrà a sapere. No, possiamo vincere senza barrare. Potete vedere che abbiamo un netto 63%, però dobbiamo andare sempre oltre. Abbiamo quasi 1000 cittadini. Intanto vediamo come va proprio vicino alla nostra nuova università. È stata... dimenticavo il salvataggio. A breve verrà ultimata, ragazzi. Eccola qui. Intanto... Sono arrivati i risultati delle elezioni, Presidente. Voglio essere il primo a congratularmi con te. I 316 tropicani hanno dato la risposta giusta, solo 193 si sono sicuramente schierati contro, però ovviamente è normale. Un nuovo responsabile per la nostra nuova industria. Magnate, l'efficacia aumenta sicuramente del 10%. Assumiamo e conferiamo ai nostri lavoratori un budget massimo. Una nuova missioncina. È il momento di mostrare agli altri leader mondiali chi è il presidente più in gamba. Facciamo qualcosa di memorabile, così lo capiranno. Una nuova stazione di polizia potrebbe essere utile e adesso sicuramente la posizioneremo. Allora, intanto, vediamo qua come stiamo procedendo. I cittadini potete vedere che sono sempre presenti nelle loro case. Una bella stazione di polizia nelle sezioni più criminose, eccole qua. Allora, la stazione di polizia la volevo posizionare qui, però è meglio posizionarla nelle zone dove c'è più bisogno. Allora, magari da questa parte. Ok, dei nuovi poliziotti vedranno di lavorare alla grande. Intanto vediamo come vanno qui. Addirittura i visitatori sono massimi nel negozio di alimentari. Meglio posizionarne appunto un altro anche nella nuova sezione residenziale che abbiamo costruito appena adesso, proprio qui.
Perfetto, intanto ancora siamo al massimo della velocità, per un paio di anni possiamo stare tranquilli con la nostra felicità, per adesso siamo sopra la norma, abbiamo scoperto anche delle nuove zone da questa parte, perfetto, però in questo periodo ragazzi, periodo quasi di guerra, nel 1932 siamo, non credo che i turisti arriveranno appunto dall'estero a visitare la nostra cittadina, quindi è meglio aspettare ancora qualche anno prima di lanciarci nella strada del turismo. Allora, la nostra nuova missione cattolica, anzi la nostra nuova chiesa è già disponibile, potete vedere che aumentando il nostro budget incrementiamo anche la qualità del servizio, ecco 200 posti, vediamo di aumentare anche la missione cattolica. Un poliziotto di Tropico che ha fatto breccia nel mio cuore. Agente Mendez, puoi perquisirmi quando vuoi. Ah, ti sei anche scordato le manette, le ho tenute come ricordo. Se però ti servono possiamo fare cambio col tuo cappello. Perfetto, la nostra grande stazione di polizia è stata appena adesso edificata e il 69% della felicità va a incontrare il nostro presidente. Ottimo lavoro, però dobbiamo vedere sempre e tenere sotto controllo la cittadina. Allora, abbiamo posizionato l'università, delle nuove professoresse, nuovi laureati pronti, quindi l'edificio verrà sicuramente migliorato con del budget e sicuramente verrà anche conferito un manager, un vero e proprio mentore, per aumentare anche l'efficacia degli altri edifici nelle vicinanze. Perfetto, allora stiamo procedendo ragazzi proprio molto bene, credevo davvero peggio, però con questi nuovi soldi che abbiamo un bel casino, come vi dicevo, è sicuramente fondamentale. Verrà costruito proprio nelle vicinanze della nostra nuova sezione residenziale, proprio qui. La connessione è ancora assente, però io direi di utilizzare un'altra stazione elettrica sussidiaria per eccola qui, per aiutare sicuramente la nostra centrale a diffondere meglio l'energia. 71%, grande periodo di grande felicità e prosperità per il nostro impero. Allora, stiamo esportando le merci scatola. Il portino qui però in mezzo alle scatole penso che non è una delle migliori scelte. Potremmo utilizzare questa zona proprio... La rivoluzione è ricompensa di se stessa, ma dai suoi frutti si può comunque ottenere qualcosa.